Da venerdì nessuna notizia dell'alpinista vicentino Stefano Farronato, disperso assieme al compagno di scalata milanese Alessandro Caputo sul massiccio dell'Himalaya colpito da un violento ciclone. Macabra scoperta a Vigonza, dove sono state rinvenute delle ossa durante alcuni lavori in un terreno vicino all'ecocentro. Sarebbero sepolte da anni. Classifica del Sole 24 ore sulla sicurezza nelle province. Venezia e Padova, maglia nera in Veneto per numero di reati e incremento nella Marca, il boom di minorenni denunciati. Ondata di furti nel Vicentino, colpita in particolare Montegalda e un residente derubato più volte, a Figi un cartello rivolto ai ladri. Dopo le polemiche per il convegno interrotto dai Propal domani mattina a Ca' Foscari, l'atteso ritorno dell'ex parlamentare assieme alla ministra dell'Università, annunciati nuovi blitz. Il piano di incentivi per la transizione digitale ed energetica delle imprese sarà confermato anche nel 2027-2028. L'annuncio del ministro delle imprese del Made in Italy a Ring. Mobilità e trasporto pubblico, il candidato governatore del centro-sinistra presenta il suo progetto. Tema infrastrutture, inutile la via del mare, utile ma gestita male la pedemontana. Prime opere al Museo di Santa Caterina di Treviso, prende forma la mostra da Picasso a Van Gogh, già 25.000 le prenotazioni, in mattinata l'apertura della grande cassa contenente uno degli ultimi dipinti realizzati da Monet. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Prima dei servizi subito il sondaggio di questa sera in vista di Ring, la nostra prima serata dedicata all'attualità politica. Parliamo di giustizia, via libera alla separazione delle carriere. Cosa ne pensate? Giusto o sbagliato? Per rispondere di sì, che è giusto, 0422 1626 691, per rispondere di no, 0422 1626 690, e poi vedremo anche la vostra opinione nel corso di Ring questa sera, ve lo ricordo, dalle 21. La cronaca adesso: 2 alpinisti italiani risultano dispersi in Nepal sul massiccio dell'Himalaya. Si tratta del milanese Alessandro Caputo e del vicentino Stefano Farronato. In salvo invece il terzo componente della spedizione. Si sale in quota, dopo 17 anni torno in Himalaya e si torna proprio in Himalaya al confine con il Tibet, nella regione del Manaslu, e si tenta il Pambari, che è un 6.905 metri, e tentiamo di farlo con gli sci. Così, a pochi giorni dalla sua partenza, i primi di ottobre, Stefano Farronato presentava l'impresa denominata Pambari Q7, iniziata ormai 20 giorni fa. Di lui, nativo di San Zeno di Cassola e domiciliato sul Monte Grappa, e del compagno Alessandro Caputo, milanese, non si hanno più notizie da venerdì 31 ottobre, dopo che si sono interrotte le comunicazioni con i localizzatori a causa di un peggioramento delle condizioni meteorologiche con vento e forti nevicate in quota. È stato invece recuperato il terzo della spedizione, il piemontese Walter Perlino, fermato da malore al campo base a quota 4.800 metri. La conferma dell'avvio delle ricerche è arrivata dal Dipartimento del Turismo nepalese, che aveva rilasciato ai 3 italiani il permesso di arrampicata. La montagna, alta poco meno di 7.000 metri, è tra quelle meno battute dagli alpinisti su un tratto che viene definito accidentato del massiccio dell'Himalaya. Fonti vicine a Farronato confermano che le ricerche sono tuttora in atto, anche con l'impiego di elicotteri e l'utilizzo dei segnalatori. Dai familiari, che vivono giornate angoscianti e sono assistiti anche dalla Farnesina, è arrivata la richiesta di mantenere il massimo riservo finché non si saranno concluse le operazioni. Farronato, attivo in tutta la pedemontana, è noto e apprezzato arboricoltore e conosciuto per la sua competenza nel settore delle coltivazioni, in particolare dell'olivo. Dalla sua azienda di Cassola il messaggio è che continuano ad attendere il suo rientro per il 10 novembre. Questa in Nepal è la sua 18ª spedizione e prima di partire l'aveva dedicata al padre, recentemente scomparso. Nell'ultimo messaggio pubblicato dal loro staff su Instagram il 26 ottobre, i 3 alpinisti davano rassicurazioni sull'andamento del viaggio. Tutto bene, scrivevano, noi tutto ok, su e giù per i campi, campo 1 a 5.002, campo 2 a 5.008 per portare materiale e acclimatarci, 18 km fino al campo base, poi 8-10 km su morene e pietraie, altri 6 km ripidi su neve fino al campo. Solo noi. I francesi hanno lasciato ieri 3 su 3, per fortuna, tracciando parte del percorso in neve fresca. Su quel percorso Farronato e Caputo, innamorati della montagna, si sono incamminati per il momento senza lasciare tracce. A Cassola, in tutto il Bassanese, l'apprensione e la preoccupazione sono ai massimi livelli, nella speranza di poter riabbracciare al più presto Stefano e i suoi amici.
Ed è stato ritrovato questa mattina il corpo senza vita di Flavio Fiocco, il 76enne di Verona, del quale si erano perse le tracce il 14 ottobre scorso, quando era partito diretto ad esplorare i manufatti della Grande Guerra sul Monte Baldo. Un amico ne aveva denunciato la scomparsa il 19 ottobre, giorni di ricerche fino al tragico ritrovamento della salma. E macabra scoperta a Vigonza, siamo nel Padovano, rinvenute delle ossa durante alcuni lavori in un terreno vicino all'ecocentro. Giallo, a Vigonza nel Padovano, resti di uno scheletro umano sono riaffiorati dal terreno durante i lavori di sistemazione della scarpata ferroviaria vicino all'ecocentro della frazione di Peraga. La macabra scoperta è stata fatta intorno a mezzogiorno da alcuni operai. Le ossa erano coperte da un leggero strato di terriccio, forse appena smosso dalle piogge del fine settimana. Immediato l'allarme, sul posto la scientifica e la polizia ferroviaria, visto che il ritrovamento è avvenuto vicino alla massicciata. Secondo un primo esame, lo scheletro è umano e di una persona adulta. Non si sa però se uomo o donna. Dallo stato di conservazione potrebbe essere stato sepolto da parecchi anni, forse addirittura decenni, ma saranno gli esami autoptici a stabilirlo e a far luce sulle cause del decesso. In Veneto aumentano reati e denunce, a dirlo la nuova classifica del Sole 24 Ore. A Treviso boom di minori denunciati, il doppio della media nazionale. Su questo fronte la Marca è la prima provincia in Italia. È una cosa sempre più grave anche il fatto che questi ragazzini che spesso prendono gli autobus sono anche armati di armi bianche. Ci preoccupa non poco. Sempre più giovani, sempre più armati, è questa una delle istantanee scattate sui mezzi pubblici della Marca nel giorno in cui il Sole 24 Ore certifica il paradosso trevigiano, una provincia che resta tutto sommato isola felice, 101esimo posto su 106 in Italia per numero di reati, ma prima per incidenza di minori denunciati. Proprio così, il quotidiano degli industriali, elaborando i dati del Viminale, evidenzia come nel 2024 su 9.120 persone denunciate o arrestate, il 9,5% sia minorenne, di fatto il doppio della media nazionale, che è al 5. In termini assoluti, 869 soggetti. Insomma, tanti troppi baby bulli e maranze in giro, come quelli che nei giorni scorsi sulla linea tra Castelfranco e Riesepio X hanno rapinato uno studente universitario rubandogli pure le scarpe. Questi ragazzi, soprattutto di seconda generazione, chiamiamoli così, che hanno questa voglia di avere qualcosa di marca, qualcosa di valore, e quindi cercano di fare questi piccoli furtarelli. Un'emergenza da affrontare con gli strumenti a disposizione. Uno di certo, spiegano dalla Questura, è legato al decreto Caivano. Abbiamo anche qui un istituto fondamentale, usato pochissimo, che è l'ammonimento del questore nei confronti dei bulli. I bulli, se ce ne abbiamo tanti, devono essere ammoniti, devono essere intercettati prima che sia troppo tardi. Di fronte al boom dei reati commessi da minori, il dibattito si fa inevitabilmente politico. Si è seminato bene e quindi i processi di integrazione non hanno funzionato. Bisogna investire assolutamente su percorsi educativi, percorsi culturali e percorsi comunque appunto di prevenzione. È certo che è un motivo di preoccupazione, però sarebbe un motivo di altrettanta preoccupazione se non venissero perseguiti e non venissero trovati responsabili di questi reati. C'è da dire che in tante altre zone d'Italia io credo che i reati siano, anzi i numeri sono chiari, i dati sono maggiori, però non vengono probabilmente né perseguiti né vengono trovati colpevoli come viene fatto a Treviso. Più in generale nella Marca gli illeciti denunciati sono 20.454, in crescita comunque del 3,09% rispetto al 2023. Treviso fa meglio di Belluno, Vicenza e Rovigo, rispettivamente al 96esimo, 51esimo e 49esimo posto. In zona calda il Padovano al numero 28, Verona 19, Venezia ottava accanto alle grandi metropoli. Denominatore comune per tutte e 7 le province, l'aumento dei reati e delle relative denunce, anche se la proporzionalità non sempre è diretta. Parliamo di furti adesso, ladri scatenati nel Padovano, raffica di colpi a Villanova di Campo San Piero. Ho fatto il giro della casa con il cane
Facendo lo spigolo di casa mia, li ho visti là che avevano già alzato la persiana di una delle mie camere. Ecco. Li ha messi in fuga? Sì, e allora gli ho detto cosa fate voi qua e loro sono spariti. Faccia a faccia con i ladri che dopo aver razziato la casa del fratello stavano cercando di forzare la finestra ed entrare anche nella sua abitazione. 3 uomini vestiti di nero e con il passamontagna si sono dileguati nel buio della campagna. Il racconto di questa residente di via Cavindidò a Villanova di Campo San Piero. Una via battuta dai ladri che tra sabato e domenica hanno svaligiato 8 abitazioni, compresa quello del fratello della signora che, tornato a casa, ha fatto l'amara scoperta. Disastro proprio. Cose che non vorrei che capitassero ancora, però vedo che tutti i giorni succedono. Carabinieri fanno il loro lavoro, però dopo la legge premia chi viene per le case. Camere da letto e bagno a stocquadro per rubare pochissimi oggetti e anche di poco valore, solo affettivo. Divelta una cassaforte che serviva solo per custodire i passaporti. La cosa peggiore per Moreno e sua moglie è essere a vedere il disordine e le stanze violate dai ladri. Una sorte purtroppo toccata anche ad altri vicini che abitano nella frazione di Murelle. Questi giorni qua sì, hanno fatto proprio man bassa di diverse case, perché quando sono andato a fare la denuncia dei carabinieri a Pionca ci siamo trovato un gruppetto che ci conoscevamo tutti. Nel fine settimana i ladri hanno razziato anche alcune abitazioni in via 25 aprile, sempre a Villanova di Campo San Piero, usando sempre la stessa tecnica. Forano l'infisso di una finestra ed entrano in casa. I residenti sono preoccupati. C'è sempre la paura che ci facciano del male. Ecco, questo qui sicuramente abbiamo questo timore che può essere, noi preghiamo questa gente che vengano a bussarci nelle case, gli diamo qualcosa, ma non che vengano a saccheggiarci come Attila. E non va meglio nel Vicentino, ladri in azione in pieno giorno, soprattutto nei festivi. Colpita in particolare Montegalda, nell'area berica, un residente derubato più volte ha affisso un avviso rivolto ai ladri. Allerta furti nei comuni della Riviera Berica, nel mirino dei ladri, in particolare Montegalda in questi giorni. Ad essere colpito il centro e la frazione di Colzè. Sulla casa nell'altra via erano in 4 mascherati con il cappuccio e però non sono riconoscibili. E la settimana scorsa sono venuti nell'ex scuola di Colzè, lì dove il condominio, l'appartamento sotto. A raccontarci quanto accade qui un residente esasperato che nel giro di un mese è stato colpito 3 volte dai ladri. Per convincere i malviventi a desistere ha affisso una serie di cartelli su porte e finestre. Ha rimesso il cartello? Sì, abbiamo rimesso il cartello perché per la seconda o terza volta adesso, perché abbiamo 2 o 3 denunce, questa è la scassatura della porta, sono entrati però non c'è più niente, non trovano più niente perché la casa è disabitata e non trovano più niente. Questa casa mia qua di proprietà del mio fratello, di genitori che sono mancati, sono già venuti 3 volte. Ci siamo decisi l'ultima volta a mettere il biglietto con scritto oro e soldi non ci sono più perché ci hanno portato via. Quello che c'era ci hanno portato via. C'era poco o niente ma hanno preso così. La finiscono di rompere i vetri, scassare le porte perché tanto non c'è più niente. Il cartello a sto punto è anche una presa in giro, diciamo, perché dicono non ci crediamo. Quindi per la terza volta che entrano non ci crediamo a questo che ha scritto. Ecco perché il signor Lorenzo si rivolge direttamente ai ladri per convincerli. Tu che sei venuto in questa casa mia, ti faccio vedere che non c'è niente da rubare, però sei venuto lo stesso. Quindi sei venuto per niente, hai rotto quel poco che c'era da rompere, le porte d'entrata che adesso dobbiamo riparare. Però hai perso solo tempo, invece di andare a rubare, trovati un posto di lavoro decente e vai a lavorare, vai a guadagnarti da vivere come facciamo tutti noi. Ed è veramente una vergogna ormai. Tanta rabbia. Rabbia tantissima, ma veramente tanta. I residenti per difendersi hanno costituito una chat di quartiere per le segnalazioni, in collegamento costante con il comune e il sindaco. Come comune metteremo in campo, come ogni anno, anche quest'anno, il potenziamento della polizia locale. La soluzione migliore per riuscire a diminuire queste fonti è sempre la vigilanza di quartiere. Quindi nel momento in cui vedete qualcosa che non funziona, perché molto spesso questi ladri fanno dei sopralluoghi o si vedono comunque delle facce non conosciute, mi raccomando, avvisate le forze dell'ordine. Voltiamo pagina. Domani a Ca' Fosca ritorna l'ex parlamentare Emanuele Fiano, la ministra Bernini in Ateneo con lui, nuove proteste pro PAL in arrivo.
Finalmente torna Fiano a Ca' Foscari, invitato dalla nostra università, e sarà quanto è stato interrotto lunedì scorso. Emanuele Fiano torna a Ca' Foscari ad una settimana dalla contestazione di una cinquantina di studenti filo-palestinesi che avevano bloccato l'evento dello scorso 27 ottobre, interrompendo il suo intervento durante un incontro pubblico. A scortarlo, di fatto, sarà la ministra dell'Università Anna Maria Bernini, presente per manifestare sostegno all'ex parlamentare dopo l'interruzione degli studenti Pro-Pal. Penso sia positivo la presenza della ministra, d'altronde che cos'altro poteva fare? La ministra non viene in quanto esponente politico a fare campagna elettorale, viene in quanto ministra, quindi istituzione. E mentre l'Ateneo ha rafforzato le misure di sicurezza in vista del nuovo appuntamento, intervengono anche i radicali di Venezia con il segretario presente alla contestazione di fine ottobre. Nelle stesse università israeliane studenti e studentesse hanno animato la contestazione nei confronti di Netanyahu. Io credo che chi ha interrotto Fiano nella loro totale ignoranza dovrebbero apprendere molto dai loro colleghi universitari israeliani. I collettivi studenteschi hanno già annunciato una mobilitazione definita più determinata rispetto alla precedente. Sono state annunciate delle contromanifestazioni, quindi vedremo cosa queste persone faranno. La tensione nel campus resta alta. Da un lato la linea del governo che rivendica la libertà di parola e condanna l'interruzione degli eventi accademici, dall'altra i gruppi che accusano l'università di dare spazio a voci considerate unilaterali sul conflitto in Medio Oriente. Io penso sia giusto e legittimo manifestare, esattamente come è giusto e legittimo poter fare una conferenza insieme con l'onorevole Fiano. Noi siamo quelli della libertà e della democrazia, gli altri sono quelli della censura che vogliono impedire a qualcun altro di parlare. La transizione 5.0 per sostenere le imprese sarà prorogata anche al 2027-2028. L'annuncio del ministro Urso durante le nostre trasmissioni ha annunciato anche la pubblicazione del bando di gara per la cessione di Speedline. Credo che la cosa più importante sia rendere da subito evidente che nuova transizione 5.0 è una misura strutturale e continuativa che proseguirà anche nel 2027 e nel 2028. Così come ci aveva sollecitato e giustamente Confindustria, e dobbiamo trovare le compatibilità di bilancio con il ministro Giancarlo Giorgetti. La transizione 5.0 è una misura strutturale che proseguirà anche nei prossimi anni. L'annuncio arriva dal ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervistato a Ring dal vice direttore Ferdinando Avarino. La transizione 5.0 è un piano di incentivi del governo italiano per aiutare le imprese nella transizione digitale ed energetica. La nuova transizione 5.0 realizzata con risorse nazionali, mentre quella precedente aveva dovuto utilizzare risorse europee, è libera dai vincoli del Green Deal europeo proprio perché realizzata con risorse nazionali e quindi può essere più semplice, più facile da utilizzare e soprattutto può essere utilizzata da tutte le industrie, a cominciare proprio dalle industrie energivore che ne erano escluse dai diktat della Commissione europea. Altra importante novità per il Veneto e più nello specifico per la provincia di Venezia è la pubblicazione del bando di gara per la cessione del complesso aziendale di Speedline. Attualmente in amministrazione straordinaria, l'azienda storica dell'automotive italiano e marchio di riferimento nella produzione di cerchi in lega di alta gamma è oggi priva di debiti e con solide prospettive di rilancio. E finalmente sarà possibile a chi farà l'offerta migliore prendere in consegna uno stabilimento eccellenza del Made in Italy e rilanciarlo come esso merita e come già hanno fatto, preservando l'attività produttiva, i commissari che ho nominato. Mobilità, trasporto pubblico e infrastruttura. Il candidato del centro-sinistra alla regione, Giovanni Manildo, ha presentato da Treviso il suo progetto per il Veneto del futuro. E io ritengo che questa sia la critica più grande a questa gestione della regione, perché non si è implementato il sistema ferroviario metropolitano in superficie, si è
troppo presto abbandonato. Parte dalla realizzazione del sistema ferroviario metropolitano di superficie il progetto di Giovanni Manildo in tema di mobilità, trasporto pubblico ed infrastrutture del Veneto del futuro. Fondamentale per evitare che ci siano zone di serie A e zone di serie B, fondamentale per valorizzare il ferro come strumento di mobilità principe della nostra regione. Secondo il candidato presidente della coalizione di centrosinistra, a questo primo passo deve seguire con le aziende di trasporto pubblico locale l'integrazione ferro-gomma, di cui la regione deve essere regista ed esecutore per arrivare finalmente al biglietto unico, di cui si è parlato per troppi anni ma si è sempre lasciato tra le cose non fatte, e penso che questa sia una scelta politica coraggiosa che si debba fare. Altra misura fondamentale per Manildo, l'incentivazione dell'uso del trasporto pubblico, soprattutto da parte dei giovani. Quindi la gratuità fino a 26 anni come è in altre regioni, ma soprattutto sulla falsariga della Spagna dei modelli che vanno a incentivare il trasporto pubblico locale con la sottoscrizione di abbonamenti con cauzione in Spagna sono fino ai 20 euro che vengono detratti nel caso di frequente utilizzo dei trasporti pubblici da parte delle persone. Sulle infrastrutture fatte e da fare, per Manildo opera inutile la via del mare, opera utile ma gestita male la pedemontana. Nell'ultimo anno ha generato un debito di 50 milioni di euro che è stato pagato con l'addizionale IRAP, non è un modo giusto e corretto di gestire quest'opera che, ripeto, dal punto di vista della funzione è importante. Quindi una delle prime cose che faremo è quello di rivedere il contratto con il concessionario privato. Quanto riguarda invece la via del mare, ritengo che sia un'opera non utile, non è utile sostituire una strada a circolazione libera con un pedaggio, perché non risolve il problema del cavallino, non risolve il problema della viabilità. Ritengo che invece sia più importante investire sul potenziamento di via Roma per rendere più fruibile la possibilità di raggiungere il cavallino. Parliamo ora di questo caldo anomalo di inizio novembre, oggi superati i 20 gradi in diversi capoluoghi del Veneto. Giacone e cappotti lasciati in ufficio o in auto, e c'è chi ha rispolverato le maniche corte. Temperature decisamente miti e superiori alle medie dei primi di novembre, quelle di oggi. Nelle ore centrali della giornata superati i 20 gradi a Verona, Vicenza e Treviso, ma le massime si sono attestate su valori decisamente alti per il periodo pure in montagna, superati i 13 gradi in Cadore e in Val Soldana. Dopo l'umidità e la pioggia del weekend di Ognissanti, comunque con temperature elevate per inizio novembre, il ritorno del sole e dell'alta pressione hanno fatto sembrare questo lunedì una giornata decisamente poco autunnale, con più di qualcuno che alle castagne ha preferito il gelato. Ma se il bel tempo ci accompagnerà ancora per qualche giorno, le temperature torneranno a valori più tipici del periodo. Da domani in pianura si cambia, le temperature saranno spesso sotto la media, specie durante le ore notturne. Sui monti invece ancora valori termici sopra la media, specie a metà settimana. A Treviso adesso prime opere al Museo di Santa Caterina, prende forma la mostra da Picasso a Van Gogh curata da Marco Goldin, già 25.000 le prenotazioni. Una vite dopo l'altra, dalla grande cassa arrivata dalla Nuova Zelanda, ecco comparire, quando il coperchio si solleva, le ninfee 1914-1917 di Claude Monet, in prestito dal Museo Americano di Toledo. È un'operazione a cui difficilmente si assiste dal vivo, quella che Marco Goldin, curatore della mostra da Picasso a Van Gogh, in allestimento al Museo di Santa Caterina, ha aperto alla stampa a meno di 2 settimane dall'inaugurazione dell'esposizione. Alcune delle opere simbolo della mostra evento stanno già trovando la loro collocazione negli spazi svuotati e rivisitati di Santa Caterina, dalla strada di montagna di Tahiti di Paul Gauguin al viale a Chantilly di Paul Cézanne, sala in cui troverà posto anche il campo di grano commietitore di Vincent van Gogh. Il percorso che accompagnerà il visitatore inizia a delinearsi fino all'ampia sala che accoglie il pubblico con la vista sull'oceano di Richard Diebenkorn e una delle ultime rappresentazioni di Monet dello stagno di Giverny. È un'emozione ogni volta nuova
anche perché ogni mostra è una storia a sé, una storia a parte, per cui questa mostra lo è ed è bello comunque poter essere davanti, come in questo caso, ad una straordinaria e così vasta ninfea di Monet, ma per me per esempio anche avere potuto rivedere dopo tanti anni, da quando ero stato al Museo di Toledo, la grande tela di Diebenkorn che aprirà la mostra. Insomma è veramente un'emozione nuova e credo che non ci si stanchi mai di viverle. Nei prossimi giorni arriveranno dagli Stati Uniti dipinti in esclusiva per la mostra a Santa Caterina, da Opera a Fontaine-Latour, da Sisley a Courbet. Apertura al pubblico il 15 novembre, in prevendita si stanno raggiungendo i numeri che Marco Goldin si era prefissato. Siamo già arrivati a oltre 25.000 e credo che quello che avevo immaginato, pensato di raggiungere le 30.000 prevendite nel momento della inaugurazione della mostra, credo che si possa assolutamente avverare. C'è naturalmente nell'approssimarsi della inaugurazione c'è un entusiasmo sempre maggiore e credo che continuerà così. Le sensazioni sono molto buone. È tutto, grazie per essere stati con noi. Tra poco le previsioni del tempo. Una buona serata, arrivederci.